Rieccoci in studio, vi ripresento per chi si fosse appena sintonizzato con noi i nostri ospiti. Allora, stavolta comincio da qua alla mia sinistra, il dottor Gianangelo Bellati, grazie, ben arrivato economista. Grazie. Grazie qui, alla mia destra l'avvocato Alessio Morosin, Partito dei Veneti, che non mi confonda perché abituato come fondatore di Indipendenza Veneta, questa volta Partito dei Veneti. Dedicheremo anche una piccola... Sì, si è allargato, Indipendenza Veneta si è allargata a tutti gli altri movimenti autonomisti indipendentisti e quindi per rafforzare una linea che si propone come alternativa a Zaia, e siccome vogliamo essere il partito del territorio, cioè, l'abbiamo chiamato il Partito dei Veneti. Quindi tutti i partiti autonomisti vari, indipendentisti, una decina di sigle, pensi? Infatti, si sono unite, ma che è anche cosa buona e giusta, sì, non so cosa certo. deve essere Bellati, però almeno si ingenera meno confusione. Deve esserci un po' di unione fra le varie forze. Infatti. E noi parliamo appunto di autonomia, di indipendenza, di autonomia non si può parlare, comunque di questa forma di federalismo, come verrà codificato, non lo so, perché non si riesce più a definire bene dove si andrà a parare, c'è tanta diffidenza, c'è tanta paura di mettere in pratica determinate azioni che potrebbero oppure no cambiare dal punto di vista anche economico certe realtà. Vediamo di capirlo insieme. Per incominciare sentiamo, così possiamo commentarla anche in studio con i nostri ospiti, l'intervista al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al proposito, e quindi vediamolo insieme. Guardi, intanto è bene ricordare che questo non è un processo facile, non lo è stato con il referendum, non lo è neanche per l'arrivo alla firma dell'intesa, però è pur vero che si valuteranno la qualità dei tavoli. Se i tavoli sono costruttivi e producono qualcosa ha senso continuare a trattare, se i tavoli sono una presa in giro, ma questo ce lo diranno i tecnici, allora ci fermeremo e cominceremo ad affrontare il tema sul piano del Consiglio regionale. Abbiamo portato a casa una bozza di intesa di 68 articoli, tavoli tecnici fatti con tutti i ministeri, e siamo pronti oggi a firmare l'intesa, quindi più che altro noi non abbiamo portato a casa la firma, ma il governo deve ancora proporre qualcosa da firmare, quindi la domanda la girerei al governo. La scadenza è inversamente proporzionale alla qualità della trattativa, se la trattativa è una trattativa utile, buona, sana, che ci porta alla firma dell'intesa, si seguirà la trattativa. Se la trattativa sarà una presa in giro o sarà frutto di soli alibi per non firmare, noi provvederemo ad affrontare il tema giuridicamente in altra maniera. Il piano B è molto semplice: se il governo non vuole trattare, la Regione del Veneto continuerà sul piano della battaglia legale, quindi approveremo per singole materie dei progetti di legge che poi immagino il governo impugnerà, e quindi andremo in Corte Costituzionale legge per legge. A cominciare da quale materia, Presidente? Scuola. Sulla scuola, perché c'è interesse su questo, perché c'è dibattito e perché vogliamo vedere le vere idee del governo sulla scuola, visto e considerato che se lo chiedessi a 55 milioni di italiani nessuno me le sa spiegare. Altre materie, sanità e infrastrutture? Sanità, infrastrutture, l'ambiente, la polizia locale, insomma tutto quello che c'è, gli istituti di credito, insomma sono 23 materie che non ho deciso io ma sono scritte in Costituzione. Penso che sia fondamentale spiegare ai veneti che questo è un percorso non facile, le cose facili le sa fare tutti. E siccome è una cosa difficile, siamo qui noi a tentare di farla, e vorrei anche ricordare che se l'obiettivo è un obiettivo arduo, vuol dire che dietro c'è costrutto, c'è sostanza. Se non ci fosse sostanza ci avrebbero già dato l'autonomia. Vorrei precisare che abbiamo chiesto noi di aprire i tavoli, che non passi l'idea che ci convocano a Roma e noi come i soldatini andiamo lì o gli scolaretti andiamo lì. Abbiamo chiesto di riaprire i tavoli, che sono i tavoli che facevamo con il ministro Stefani. Capiremo l'impostazione che vuol dare il ministro a questi tavoli e alle trattative, le trattative che si dovranno necessariamente portare a casa. Resto ottimista? Ottimista sì, ma guardi, l'ho dimostrato con altre partite, pensi alle Olimpiadi, alla Pedemontana, alla partita dei FAS che stiamo portando avanti con non poca difficoltà e molto altro ancora, per dire che comunque bisogna puntare all'obiettivo e mai distrarsi. Ma c'è questo orgoglio veneto, guardi, quando lei ha 2.328.949 veneti che vanno a votare e che ci vanno per la loro terra, questo è orgoglio veneto. Non ditemi che negli ultimi anni questa regione non abbia acquisito un'identità sua, rispetto, e che i veneti siano più orgogliosi di dire di essere veneti. Ma sì, anche perché se non fosse così noi chiudiamo il dossier autonomia in 5 minuti, se qualcuno ancora non l'ha capito lo capiranno. Cioè la partita cruenta della violenza non serve a nulla. Primo perché noi veneti non siamo guerrafondai, secondo perché come si dice in Veneto si ciappa più mosche col miele che con l'aseo. Ma lo è una priorità, guardi che il dibattito nazionale nell'agenda di governo è l'autonomia,
è la spina nel fianco l'autonomia. Mi metto nei panni del Presidente del Consiglio, cioè penso che se sto dossier non ce l'avesse sopra la scrivania sarebbe più felice. Ovvio che crea dibattito, ma voglio ricordare che è la riforma delle riforme, stiamo parlando della più grande riforma istituzionale di questo Paese. Dopo la Costituzione repubblicana del 48 ci sarà una regione partita in solitaria, il Veneto, che ha dato vita a una grande riforma istituzionale di questo Paese. Si lascia il Medioevo e si va verso il Rinascimento. Guardi, io non so dove ce l'ha Conte il progetto dell'autonomia, certo è che noi glielo ricordiamo tutti i giorni e questo diventa un'ossessione. Un'ossessione. Allora, io direi di incominciare sotto, è indifferente un po' per sotto profilo economico, perché dopo si innesta bene quello giuridico, legale e anche il vostro punto di vista, a questo punto di partiti che si configurano insieme per avere una forma importante di autonomia. Voi inizialmente lottavate per l'indipendenza, ma insomma, e poi vediamo tutto quello che si può fare, insomma. Allora, dal punto di vista, ecco, perché la base è sempre quella, gli schei, come si dice, sì. ce ne sono, ne arriveranno meno, e Boccia adesso ha parlato anche di attenzione a determinati livelli essenziali, in modo che non si vadano a scardinare gli equilibri, non solo tra regioni, ma parla anche all'interno delle stesse regioni. Ma che cos'è? Un modo per allungare Dunque, allora, la cosa intanto, quella dell'ossessione è vera, no? Perché abbiamo non solo il Veneto, ma anche 2 altre regioni che stanno costantemente ribadendo questa richiesta di che cosa? Di un'autonomia, ma che cos'è sostanzialmente? È l'attuazione della Costituzione, che è la prima legge della comunità dei cittadini italiani. Allora, fa un po', colpisce il fatto che il Presidente Zaia dica una ossessione, perché se così fosse, e ahimè così sicuramente è, noi ci troviamo di fronte ad un sistema statale il quale dovrebbe essere lui per primo che chiede l'attuazione della Costituzione e quindi va a chiedere alle regioni, svegliatevi perché qui noi abbiamo da applicare la Costituzione per la riforma del titolo quinto, quindi dobbiamo arrivare il prima possibile a questo regionalismo differenziato, questa autonomia differenziata per regioni e quindi datevi da fare, fateci delle proposte. Qui siamo invece all'opposto, abbiamo le regioni che si sono fatte vive, che si sono date da fare e lo Stato che tiene fermo, che dà almeno l'impressione di voler bloccare che cosa? La trasformazione, e in questo senso è anche giusto il dire lasciamo il Medioevo, come ha detto Zaia, la trasformazione fra uno Stato vecchio e uno Stato moderno, fra uno Stato inefficiente ed uno Stato efficiente, fra uno Stato che crea debito pubblico, e su questo facciamo dopo una bella riflessione, perché vi spiego cosa vuol dire questo, è uno Stato invece che non vuole più creare debito pubblico, ma vuole portare progressivamente ad una gestione sana della cosa pubblica e quindi a non buttare via denari e quindi a non aumentare il debito pubblico, perché sappiamo tutti che nel frattempo, mentre stiamo discutendo di autonomia, abbiamo raggiunto il record dei 2.400 miliardi di euro di debito pubblico. Un record perché se lo che bel record, Ma certo, un record negativo che riguarda poi i nostri figli, ma quando mai i genitori vogliono lasciare debiti ai propri figli? Cercano di lasciare un'eredità, un benessere, dei beni, delle proprietà, del denaro, e invece a livello pubblico, per dire quanto è distante il nostro Stato, anche dalla nostra cultura, dalla nostra mentalità, in particolare del nord Italia, è distante anni luce, quindi non è solo un problema di denari, qui stiamo parlando anche di un problema di culture che si scontrano, ecco, di moralità. Io però vorrei che se lei fosse nel Sud Italia e facesse questa intervista rivolto a un target del Sud Italia, Guardi, cosa direbbe? Perché tante volte ho avuto modo di confrontarmi con persone che appunto di altre regioni del Sud in modo particolare su questi temi e proprio non ci sentono, vedono un grande rischio e hanno grande paura di questo. No. Soprattutto si parlava della scuola, ma scuola e sanità, forse prima la sanità hanno paura e poi anche la scuola a seconda. No, il terrore di questo, che cos'è che... Il terrore è un terrore che è indotto
in alcuni casi dai cosiddetti notabili, cioè da coloro che governano in un certo modo il meridione e che hanno vantaggio a che questa situazione di spreco vada avanti. Io sono, credo, uno dei pochi cittadini del settentrione che ha avuto modo negli anni '80 di andare a lavorare in azienda, certo era un'azienda parapubblica, ma comunque una grossa azienda italiana, a Pomigliano d'Arco, Napoli, Roma. Quindi ho avuto modo di confrontarmi spessissimo con cittadini meridionali quando ancora non si parlava certamente di, non c'era la Lega Veneta stava nascendo, comunque non si parlava in questi termini di autonomia, non c'era sicuramente la riforma del titolo quinto. Ebbene, io ne ho parlato ancora dopo con tutti questi amici, quelli anche molto preparati, eccetera, i quali sono tutti che sono interessati a questa sfida, perché il nostro meridione ha delle risorse enormi, ma il fatto di averli, diciamo, ingolfati, diciamo, invasi di denaro pubblico, io lo dico sempre, è stato come dare della droga. Sono stati drogati e sappiamo quanto devastante è l'effetto della droga. Li abbiamo inondati di denaro fuori controllo, a babbo morto, perché poi sono denari che non andavano per investimenti la maggior parte, ma per spese di funzionamento, quindi aumentavano i costi generali dello Stato. Però ormai questi sono arrivati e tendenzialmente si fanno arrivare, loro senza non camperebbero perché già stanno male. No, non è vero che non camperebbero, perché loro hanno ricevuto tutti questi denari e adesso questi denari, possiamo dire anche un'altra metafora, un bombardamento che ha distrutto le loro teste, perché moltissimi potrebbero essere dei grandi imprenditori, ottimi imprenditori, hanno portato la gente a preferire il lavoro fisso, il lavoro dipendente, possibilmente pubblico, hanno come bombardato il territorio distruggendo le imprese o quelle che potenzialmente potevano crescere. Quindi la sfida dell'autonomia è una sfida che porta vantaggi soprattutto al meridione, tirando fuori quelle caratteristiche di inventiva, di fantasia, di capacità, ma anche quelle capacità imprenditoriali che ci sono anche nel meridione, che oggi sono state soffocate. Io non posso raccontare degli episodi che ho vissuto, dove anche sui finanziamenti europei, visto che ci ho lavorato, si faceva di tutto perché non arrivassero da parte di certi notabili, che non arrivassero i finanziamenti europei, perché poi quando arrivano i finanziamenti europei sono per investimento, creano posti di lavoro veri, attirano persone molto preparate e a certe persone questo non andava bene e purtroppo ho vissuto episodi anche molto spiacevoli, perché il mio mestiere era quello di riuscire a portare soprattutto finanziamenti europei per lo sviluppo delle aree meridionali. Dopo torniamo su questi aspetti economici, quindi ribaltiamo sotto l'aspetto invece quello più pernicioso, giuridico, perché ci sono... Istituzionale. Sì. Istituzionale. Lì è la riforma delle riforme, diceva il presidente Zaia, ma è così difficile da attuare, così... Beh, facciamo una premessa innanzitutto, perché non vorrei che i molti che mi seguono avessero un'immagine negativa di quello che io sto facendo. Lei ha detto non si può parlare di indipendenza. Il problema è che si può parlare di tutto in uno Stato libero dove vi è libera manifestazione del pensiero. Beh, parlare sì. Certo, e anche perseguire l'obiettivo, l'ha detto anche la Corte Costituzionale, proprio nell'occasione in cui si è pronunciata sulle due leggi per l'autonomia e per l'indipendenza. Quindi messo come premessa questo, perché altrimenti qualcuno si disorienta, noi in particolare lavoriamo per l'autogoverno in primo luogo, e quindi vuol dire autonomia subito, vuol dire responsabilità ai territori, vuol dire risorse, funzioni e tutte le 23 materie. E in secondo luogo, parallelamente, avviare un percorso di autodeterminazione che, per dirla in termini moderni attuali, è quello che sta facendo la Scozia attualmente. Usiamo la Scozia perché è un'immagine più pulita, più vicina a noi, pacifica, meno controversa, pacifica. È fondamentale perché c'è qualcuno anche che inquina questo tipo di argomentazioni facendo esempi impropri su quello che sta accadendo, ma meriterebbe un trattamento a parte in Catalogna e in Spagna, che ovviamente sono temi di libertà e di democrazia. Detto questo come premessa, l'autonomia è un'utopia perché l'Italia è irriformabile. Le ragioni le ha eccellentemente illustrate Gianangelo Bellati, che è economista ed esperto della materia. In Italia non si vogliono e non si possono fare le riforme, perché l'Europa si preferisce non lo status quo. È perché l'Italia è proprio, o anche l'Europa che in fin dei conti dice statevene là? L'Europa che conosciamo è ad immagine e somiglianza dell'Italia. Abbiamo creato una burocrazia elefantiaca a imitazione degli stati, che è l'esatto opposto di quello che chiedono i territori, quelle comunità
che hanno capacità di Operative. autogoverno, che vogliono assumersi le responsabilità, ma che non sono in grado più di tollerare il peso di una realtà burocratica, statale, centralista, che appesantisce ogni percorso di cambiamento. Questo è il tema, lo sfondo sul quale ci muoviamo. In Italia non funziona, non può funzionare l'autonomia perché, come diceva sempre bene Bellati, si andrebbe a rompere un sistema di beneficio della cosa pubblica e di irresponsabilità nella gestione delle risorse pubbliche che evidentemente fino ad oggi a qualcuno è andato bene politicamente. Noi abbiamo bisogno di considerare in ogni livello, ad ogni latitudine, il tema dell'autogoverno e dell'autonomia collegato al tema della responsabilità. Se si va fuori di questo binario evidentemente non si potrà mai avere quel cambiamento utile che tutti auspicano. La realtà oggi è ingolfata, non ne verremo fuori, io non sono una Cassandra, anzi come spirito e come visione sono positivo, ma non ne veniamo fuori perché i cittadini lo sanno, qualcosa è uscito anche in questi giorni, il nuovo ministro Boccia ha tirato fuori questioni di natura giuridica che nemmeno la Corte Costituzionale, con la sentenza 118 del 2015 che ha ammesso il referendum, ha prospettato anche indirettamente. Cioè, per esempio, non ha detto che bisognava, prima di dar corso alla trattativa Stato-Regioni, attuare una legge sui LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Non l'ha detto. Come non ha detto che serviva... E bisogna farlo questo. Ma come non ha detto che serviva una legge quadro, quasi una legge superiore che va a inquadrare a priori quello che è poi l'oggetto della trattativa. Non lo dice la Costituzione, non l'ha detto la Corte Costituzionale, l'ha inventato il ministro Boccia, quindi vuol dire che si sta strumentalizzando in modo anche molto sfacciato, mi consenta, perché è vero che adesso è riuscito, ecco, il ministro Boccia è riuscito a fare una cosa grandiosa, è riuscito a mettere in contrasto tra di loro i migliori costituzionalisti sul campo, Onida contro Bertolissi e avanti di questo passo. Per rimediare a questo errore che ha fatto, ne ha commesso un altro, ha creato una commissione che non è ancora insediata, dove ci ha messo dentro anche Becchi, mi pare che si chiami quel signore economista di Bari che ha scritto che l'autonomia sarebbe la secessione dei ricchi. Una sciocchezza colossale sulla quale poi lascerò replicare a chi ha più competenza di me sui numeri, perché è contraddetta dalla realtà, è l'esatto opposto. L'autonomia vuol dire rendere responsabili, come abbiamo ripetuto più volte, e maggiormente consapevoli e tutti i cittadini e chi li governa nei diversi territori di quelle che sono le problematiche e le risorse che vengono raccolte nei territori medesimi. Quando tu vai a inquinare con aiuti di Stato quella che è una realtà territoriale che dovrebbe essere sollecitata all'autogoverno, tu evidentemente privi quella comunità delle potenzialità di cercare il meglio con le sue risorse, questo è il punto. Quindi la realtà è molto difficile. La commissione non serve a nulla, quindi anche questa commissione. Io spero, Zaia si è dichiarato possibilista, sarebbe stata buona cosa che avesse detto qualcosa di più. Io non credo che la commissione sia risolutiva, lo capiscono ormai tutti che serve solo per arrivare alle calende greche, per magari perché poi primavera. Era già stata costituita una commissione, c'erano già stati... Bravissima, era già stata costituita, c'era una commissione di esperti per conto del Ministero e c'era una commissione di esperti per conto delle regioni. Ci sono stati tavoli anche collettivi nell'ambito del procedimento sull'attuazione del federalismo, ecco, sul quale ci sono esperti che possono riferire ampiamente, cioè ci sta giocando sui tempi. Con un risultato come quello che abbiamo avuto al referendum del 22 ottobre, il 98,1%, io se fossi stato parte della trattativa con molto garbo, con gentilezza, anche con eleganza, perché quando si è forti si può essere tutto questo, avrei detto al tavolo del ministro e del governo: signori, quanto tempo avete bisogno? 30, 60, 90 giorni? Io ve ne do 120, ma il 121esimo cominciamo ad attuare atti di disubbidienza civile. Questa è una cosa forte che vado dicendo, che Zaia non ha il coraggio di fare, perché ci vuole disintermediazione dal proprio partito e bisogna guardare solo al territorio, non bisogna guardare alle scelte che il proprio partito deve fare a livello italiano per vincere questa o quella sfida elettorale. Quindi atti di disobbedienza civile molto forti. Per esempio, ne faccio uno, lo azzardo, così diamo qualche consiglio, no? molto audace.
ai limiti ovviamente di quello che è il rischio della legalità, ma sempre nell'alveo del rispetto dei ruoli. Se uno mi viene meno all'accordo entro un termine che abbiamo convenuto assieme, per esempio cominciamo a pensare che certe tasse che dovrebbero rimanere nel territorio non vengono più versate nei conti dello Stato, ma la Regione crea un conto nel quale non attinge lei, ma neanche non attinge lo Stato, finché non abbiamo trovato un accordo, una specie di conclave, diciamo, fiscale. No, finché non viene eletto il Papa non si esce da qua. Finché non troviamo l'accordo sulle risorse rimangono fermi. Io credo che il Veneto, adeguatamente guidato sul piano politico da un convinto presidente e da una trattativa con degli esperti capaci come abbiamo nella commissione guidata da Bertolissi, metterebbe il governo alle corde, perché questa è serietà, questa è assunzione di responsabilità e bisogna giocare duro con l'Italia perché non si viene fuori altrimenti. Ecco questo che noi rimproveriamo a Zaia, aver concesso tempi lunghi per esigenze non del Veneto ma del suo partito. Questo chiarissimo. Le do subito la parola adesso per ribattere anche Gianangelo Bellatti, andiamo subito in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme.